Buon lunedì amici di Diffusion, ben ritrovati in mia compagnia qui su DTV, che è la TV del digitale terrestre più giovane, fresca e innovativa che c'è. E allora, come ogni lunedì, per iniziare alla grande la settimana, lo facciamo in musica. Diamo quindi la linea a Valentina, che ci presenta questa artista straordinaria che fa genere musicale pop rock. Lei è Nicoletta Nuca. Grazie Deborah per la linea. Come ormai saprete, tutti i nostri lunedì sono caratterizzati dalla presenza di una band. Oggi invece siamo in compagnia di una ragazza che mi sento di poter definire una piccola grande artista. Lei nasce in Moldavia nel 1994, parla ad oggi, perché ha solamente 19 anni, 5 lingue, e il suo curriculum è già pienissimo di premi e di concorsi vinti. Chiedo quindi ai cameraman di allargare l'inquadratura, così anche voi che ci seguite da casa possiate capire di chi sto parlando. Io ho il piacere di presentarvi Nicoletta Nuca. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Per me è davvero un piacere averti qui nei nostri studi. Piacere mio. E io appunto ho letto un po' la tua biografia, ho letto che canti da piccolissima. Com'è cominciata questa tua passione? Per caso, oppure avevi in famiglia qualcuno che cantava, quindi eri un po' avvantaggiata? Diciamo che cantavano sia i miei nonni, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e inoltre, non so, questa passione ce l'avevo dentro da piccolina, quindi anche all'asilo cantavo sempre io, facevo le parti da solista in tutti gli spettacoli, e quindi poi ho proseguito a perfezionarmi. Come si suol dire, nascere col talento. Quindi io non ti trattengo, ti faccio cantare appunto la prima canzone, poi dopo ci vediamo per proseguire l'intervista. Found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I Oh
dicevo prima che hai un curriculum ricchissimo, hai partecipato a tantissimi concorsi in tutto il mondo, per esempio in Estonia, in Bielorussia, in Ucraina, in Romania, appunto nella tua città natale a Chisinau, Chisinau, ma anche a Castelfranco Emilia oppure a Bologna proprio nel settembre 2012. E volevo appunto chiederti, visto che ho letto che vai ancora a scuola, come riesci a conciliare lo studio appunto per le materie scolastiche e il canto? Perché credo che per vincere tutti questi concorsi, insomma, ci voglia un bel impegno. Sinceramente non ci ho fatto mai caso a questa cosa, cioè ci sono sempre riuscita. E sei sempre riuscita a conciliare? Sì, da piccolina, ancora dai primi anni di scuola, sono sempre riuscita a conciliarli benissimo. Ma quante ore studi canto? Diciamo che solitamente faccio un'ora di canto di tecnica vocale alla settimana, però poi canto solamente sempre. Un'ora? Però canto sempre. Per avere una voce noi ci immaginavamo cantassi. Canto sempre, tutto il giorno di continuo, quindi... Sei davvero bravissima. E la tua famiglia ti segue durante i tuoi spostamenti in tutto il mondo oppure vai da sola? Sì, di solito mi segue mia madre maggiormente perché mio padre lavora, quindi non può fare queste pause dal lavoro, invece mia madre è sempre accanto a me. La seconda canzone che ci proponi qual è? Back to Black. Quella di Amy Winehouse. Ok, ci vediamo dopo. He left no time to regret, kept his feet wet with his same old safe bet. Me and my head high and my teeth dry, get on with all my God. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. Oh, and I'm trouble track. My odds are stacked, and I'll go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to ours. I love you much. It's not enough. You love go and I love far. Life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. I go back
nostre spalle abbiamo il totem di The Talent, che è appunto questo talent show a cui chiunque abbia, insomma, ritenga di avere talento può iscriversi gratuitamente. Questo è molto importante. Ci sono 3 categorie: danza, musica e DJ, e questo totem si trova qui perché ovviamente la nostra Nicoletta ha partecipato e cosa ha fatto? Ha ovviamente vinto alla prima selezione che si è tenuta nel centro commerciale di Bologna, appunto nel centro commerciale Centronova, e volevo appunto chiederti come sei venuta a conoscenza di questo talent. Me l'ha consigliato la mia professoressa di canto, Gloria Bonaveri. Allora io ho deciso di partecipare. E ovviamente hai vinto. Con quale canzone hai cantato? Nella prima selezione ho cantato Talking to the Moon di Bruno Mars, e nella seconda giornata invece Cansao do Mar di Dulce Pontes. Ed eravate in tanti a questo concorso? Sì, diciamo che erano due giorni dai quali venivano selezionati un terzo gruppo di persone che passavano in finale. Bene, la terza canzone che ci canti qual è? Caruso. Bene, allora per noi sarà un piacere ascoltarti e ci vediamo dopo. Grazie. Dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. È una catena ormai che sceglie il sangue, tinte vene, sai. Vedo le sci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Mi servono solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, senso da piano forte. Ma quando vide la luna uscire dalla nuvole, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. È una catena ormai che sceglie il sangue, tinte vene, sai. La potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, con un po' di trucco con la mimica serve, può anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti e là in America. Molte volte vedi la tua vita come la scia di un'elica. Te voglio bene assai,
che sceglie il sangue dentro bene sai, te voglio bene assai, ma tanto bene sai, e una catena ormai che sceglie il sangue dentro bene sai, dentro bene sai. Prima di continuare l'intervista volevo dire una cosa che mi sono dimenticata, che le iscrizioni di The Talent sono ovviamente ancora aperte e si terranno nei centri commerciali di tutta Italia, da Rovereto a Palermo, quindi insomma se credete insomma di avere talento non vergognatevi, iscrivetevi, appunto il sito è www.the-talent.it. L'ultima tappa sarà appunto l'11 luglio a Riccione e presenterà Francesco Facchinetti. Chiusa questa parentesi, appunto volevo chiederti quali sono i tuoi progetti futuri e se ci sono magari dei modi per poterti seguire, per vedere le tue performance. Innanzitutto di progetti ne ho tantissimi. Immagino. Sì, non intendo rivelarli per adesso perché considero che ciò che si dice prima poi non si realizza. Giusto per scaramanzia. Sì, però ci si può seguire su YouTube, sulla pagina di YouTube e anche su Facebook. Quindi mi raccomando aggiungetela perché cioè, per me è stata veramente un'emozione, mi hai fatto rabbrividire, hai una voce veramente fantastica. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, io ti faccio tanti in bocca al lupo, ti ripeto che sei bravissima, sei giovanissima, quindi sicuramente hai le carte per poter sfondare. Io vi saluto e vi do appunto l'appuntamento alla settimana prossima. Un saluto. E allora avete sentito che brava che è Nicoleta, grazie a lei e grazie a Valentina per averla incontrata per noi. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo l'appuntamento di domani. Domani è martedì, parliamo con i nostri legali, il tema è molto importante perché parliamo di casa e parliamo della tutela che dovete certamente esercitare qualora vi troviate ad avere un immobile, ad aver acquistato un immobile con dei gravi difetti. A domani!